Da trapanisi.it, il portale dell'informazione positiva, è Nicola Conforti che vi parla. In questa puntata degli speciali di trapanisi.it vi propongo l'intervista che ho realizzato mercoledì 19 marzo 2025. Buon ascolto. Sono al telefono con Salvatore Mugno, collega e scrittore, ma soprattutto storico. Ormai ti calza a pennello questa definizione, Salvatore. Intanto, come stai? Ci difendiamo, siamo alle prese con l'uscita di questo nuovo libro e quindi è sempre un momento così, diciamo, di tensione, però va bene. Io proprio di questo voglio parlare con Salvatore Mugno, la nascita della mafia. Questo è il titolo del tuo libro, Nascita della mafia. Già il titolo ci fa capire che è qualche cosa di particolarmente impegnativo e che sarà presentato ufficialmente proprio venerdì 21 marzo alle 18 al Museo San Rocco, in questa giornata che almeno per Trapani è una giornata davvero particolare. Non a caso avete scelto di presentarlo in questo giorno in cui a Trapani si celebra il ricordo delle vittime della mafia. Sì, il libro nasce, diciamo, da una gestazione molto lunga, sono almeno 6 anni, forse anche di più che ci lavoro, però per una fortunata coincidenza abbiamo deciso di presentarlo lo stesso giorno in cui ci sono altre iniziative che riguardano la lotta alla mafia e quindi ci sembrava, insomma, bello cogliere questa occasione. Il titolo fa riferimento naturalmente a qualcosa di importante, diciamo, no, di primigenio, nel senso che le storie della mafia che esistono di solito cominciano a occuparsene dal dopo Unità d'Italia, mentre come tutti ovviamente intuiamo la mafia già esisteva da prima e ricerche, insomma, approfondite non ce ne sono, ci sono spesso così delle ipotesi eccetera. Adesso per la prima volta c'è un testo che nasce negli archivi di Trapani, di Stato di Trapani, Palermo, Messina e Napoli, che era appunto la capitale del Regno delle Due Sicilie, e che tratta degli anni, diciamo, degli anni 30, soprattutto dell'Ottocento, quindi un periodo mai analizzato, e soprattutto si incentra su una figura importantissima di quel periodo che era un procuratore del re che si chiamava Pietro Calà Ulloa, che è stato il primo, ed era a Trapani e poi è stato anche a Messina, è stato il primo ad avere dato una definizione del fenomeno mafioso ante litteram, perché in quel momento non si usava la parola mafia e neanche mafioso, e quindi tutto è incentrato sull'attività e sulla figura di questo personaggio che operò in Sicilia per circa 9 anni, dal 1838 al 1846, quindi il periodo totalmente sconosciuto alle storie della Sicilia e alle storie della mafia. E quindi abbiamo raccolto un po' quelle che sono le attività che lui svolgeva in Sicilia, insomma, abbiamo delineato la sua figura come non era mai stato fatto finora, personaggio citatissimo dappertutto nei libri di storia e non, però di fatto nessuno lo aveva mai studiato come abbiamo fatto noi. Ecco, il tuo libro è proprio frutto di queste ricerche d'archivio, è basato su atti ufficiali, come tra l'altro sì, parecchi tuoi saggi su altri svariati argomenti, ma non è la prima volta che tratti l'argomento della mafia tu, Salvatore? No, in passato ho scritto già diversi volumi sulla mafia, ma diciamo che ultimamente ho sentito il bisogno di scavare soprattutto nelle fonti storiche, perché mi sembra che ci sia una sovrabbondanza di volumi, di testi, di saggi, di interventi sulla mafia, ma spesso a me sembra che rimestino sempre le stesse cose degli ultimi decenni, mentre se si va un po' più indietro, diciamo, non c'è nulla, non si vede nulla, c'è la nebulosa più assoluta per tutta una serie di ragioni. E quindi mi sembra anche molto più divertente, molto più utile andare a scavare dove nessuno ha mai scavato, insomma è anche molto più stimolante per me fare questo tipo di cose, perché c'è molto da fare ancora, malgrado l'inflazione a volte appunto di testi eccetera, però in effetti poi della mafia si sa sempre abbastanza poco, secondo me.
Parliamo di questo fenomeno, almeno la nascita l'abbiamo focalizzata intorno al 1838 fino al 1844, questa è la genesi, ma che mafia era questa a livello embrionale? Sapevamo che poi dopo secoli si sarebbe evoluta nella maniera in cui si è evoluta? Ma praticamente Ulloa, in una lettera diretta al ministro della giustizia del tempo, Parisio, una lettera del 3 agosto 1838, dà una definizione di questo fenomeno, senza chiamarlo mafia naturalmente, in maniera come dire, sorprendente. Questa definizione che lui dà della mafia nel 1838 coincide grosso modo con la definizione che poi emerge dal maxi processo di Falcone e Borsellino, diciamo, e quindi questa cosa colpisce molto. Poi naturalmente nel libro ho cercato di analizzare e capire se quella era la mafia, che cos'era, come si ricollega a quella, diciamo, dei nostri tempi. Naturalmente era una mafia molto arcaica, una mafia in una fase, diciamo, iniziale, anche se le radici sono ancora più lontane ovviamente, ed era una mafia che soprattutto si basava sui rapporti, diciamo, traffici nell'agricoltura e soprattutto nei rapporti, diciamo, di furti di animali, abigeato, eccetera. Ed è quindi lì che nasce questa ramificazione, perché altrimenti non si spiegherebbe com'è che la mafia appunto sia una struttura a livello provinciale e regionale, a differenza di altre forme di criminalità organizzata. La mafia si è costituita sin dal re, rubati che venivano nei mercati, e quindi si creavano dei personaggi che facevano da intermediari nell'acquisto di animali rubati da un centro all'altro, che si spingevano fino da un'estremità all'altra della Sicilia, perché ho trovato delle sentenze in cui ci sono dei ladri di animali che si spingono fino a Catania, a Messina, al centro della Sicilia, eccetera. Quindi si creavano queste reti di società, diciamo, tra ladri, tra trafficanti e ricettatori, e quindi da lì nasce tutta questa rete. Dal mio libro tutto questo emerge in maniera molto, molto chiara, con poi le componenti che si realizzavano in quegli anni, tipiche di quegli anni, cioè si cercava poi di arrivare a un accordo con il derubato per restituirgli gli animali in cambio di denaro. È lì che nasce, c'è tutto questo brodo, diciamo, mafioso, che diventa poi una struttura che si consolida e che è arrivata fino ai nostri giorni. E che noi oggi chiamiamo criminalità organizzata. E allora il libro di Salvatore Mugno, Nascita della mafia, verrà, ripeto, presentato venerdì 21 marzo alle 18 al Museo San Rocco di Trapani. Puoi anticiparci qualcosa riguardo questa presentazione? Sarà un pomeriggio particolare perché il 21 marzo a Trapani, sappiamo, ci sarà Libera con la grande manifestazione organizzata proprio in memoria delle vittime della mafia. Mentre al San Rocco cosa accadrà? Sì, ma mi viene in mente da dire che in questa mia ricerca emergono dei personaggi che potrebbero essere diciamo aggiunti all'elenco dei nomi delle vittime innocenti della mafia, perché in effetti le vittime della mafia non cominciano purtroppo dopo l'Unità d'Italia, ma ce ne sono anche prima, quindi se avrò modo di interloquire con Don Ciotti o con altri, insomma, dell'Associazione Libera, ecco, gli proporrò questo, di aggiornare l'elenco e di guardare anche un pochino indietro, perché ci sono sicuramente nel libro, ce ne sono già alcune che magari potrò proporre. E questo ci fa capire che la mafia ha radici davvero profonde. Parlarne comunque in questa presentazione sarà opportuno appunto approfondire l'argomento, e chi meglio di due magistrati che saranno lì ospiti, Dino Petralia e Gabriele Paci, no? Sì, sono molto contento che ci siano insieme a noi questi due magistrati, che sono due magistrati oltre che valenti, insomma, che si sono occupati di lotta alla mafia, e quindi sono, diciamo, certamente delle persone altamente qualificate
a parlarne, e quindi questo sicuramente dà molto, come dire, interesse all'incontro, e quindi spero che i trapanesi, insomma, possano essere interessati a saperne di più, perché insomma la mafia è un fenomeno che nasce soprattutto dalle nostre parti, e Trapani è sicuramente una, purtroppo, delle capitali di questa piaga. C'è uno slogan, se lo conosci lo eviti, e in questo caso non finiremo mai di imparare su questo fenomeno, quali sono le tante cose che ci hanno portato fino ai giorni scorsi e che sta cavalcando addirittura i secoli. Nascita della mafia. Ma volevo chiederti, giusto per far capire ai nostri ascoltatori l'entità del tuo lavoro, non è un libricino questo qui, no? No, si tratta di un volume di quasi 500 pagine, ho dovuto anche un po' sintetizzare perché alcune cose le ho tenute fuori, ma si tratta comunque soltanto di un capitolo della lunga storia della mafia che secondo me ancora in gran parte deve essere raccontata, per cui speriamo di avere la possibilità di scrivere altri capitoli, sia io che altre persone, insomma si cercano volontari anche. Ecco, una cosa interessante questa, anche sì. Perché lo possiamo dire senza tema di smentita, tutte le opere di Salvatore Mugno, in quanto scrittore, in quanto giornalista, ma in quanto soprattutto studioso, alla fine rappresentano e stanno rappresentando dei punti di riferimento per capire determinati fenomeni, per come si è svolta ed evoluta la storia nostra locale e siciliana. Insomma, diventerà quasi un libro di testo, posso presumere, sì, anche in questa occasione. Me lo auguro. Me lo auguro, perché purtroppo le università, a mio parere, non fanno abbastanza, perché io lo faccio questo lavoro con tutto l'amore e tutta la passione possibile, però diciamo che gli istituti deputati a queste ricerche dovrebbero essere essenzialmente le università, anche perché si tratta di materiali enormi che richiederebbero energie, come dire, e personale notevole per fare questo tipo di ricerche, e che chiaramente non possono essere lasciate alla buona volontà degli appassionati o insomma degli scrittori. Quindi sì, speriamo che insomma che nel futuro ci sia un maggiore interesse per la storia della Sicilia, e sì, nell'insieme poi sono comunque tutti collegati da un fil rouge, che è il tema della giustizia, che forse è il tema dei temi in tutte le cose della nostra vita, perché chiaramente la giustizia è quello che insomma che dà un senso a ciò che facciamo. Ricordiamo che hai scritto un libro addirittura sulla ghigliottina, quella del Museo Pepoli. Insomma, stiamo parlando di cose che affondano le radici proprio nella storia, nelle usanze nostre, che se non venissero fissate almeno dalla parola scritta, così come ha fatto Salvatore Mugno, chissà che si perderebbero, perché molti documenti sono già anche abbastanza logorati, quindi bisogna anche fare in fretta a conservare e a recuperare queste cose. Speriamo che nel futuro, insomma, con i nuovi mezzi digitali eccetera, sia possibile conservare la nostra memoria, perché chiaramente è fondamentale per capire dove dobbiamo andare. E allora, alle 18 venerdì 21 marzo, Museo San Rocco in via Turretta al centro di Trapani, con Salvatore Mugno, che dialogherà con il collega Vito Orlando, segretario provinciale di Assostampa Trapani, con ospiti illustri come Dino Petralia e Gabriele Paci, e poi la voce di Maria Grazia Ales, che leggerà alcune pagine del libro. Grazie per avercene parlato in anticipo, Salvatore Mugno, grazie. Grazie. Avete ascoltato l'intervista che ho realizzato per gli speciali di trapanissi.it mercoledì 19 marzo 2025.
Grazie per la vostra gentile attenzione e a risentirci con un'altra puntata degli speciali di Trapanissi.it ogni giorno dal lunedì al venerdì su Radio Cuore alle 8:30, alle 13:30 e alle 19:30, su Radio Fantastica alle 9:30, alle 14:30 e alle 19:30, su Radio 102 alle 6:40 e alle 14. I podcast degli speciali nel blog di Nicola Conforti su Trapanissi.it. I fatti, gli eventi, il territorio dal punto di vista della gente.